Aria di derby al Palacus di Palermo tra la formazione di casa allenata da Gianluca Isgro e la sorpresa 3M Palermo guidata da Roberto Zapparata, partita tutta da vivere che inizia con le nostre immagini, una partita giocata nell'insolito orario delle 19 di sabato e che parte subito forte con la formazione di casa che cerca di trovare subito il gol. Qui Comandatore si fa spazio, va a calciare, Giglio in qualche modo respinge, poi evita il fallo laterale la squadra ospite, ma ancora l'attacco da parte del CUS Palermo con Alberto Miranda che riesce a battere Giglio dopo una percussione centrale indisturbata. Vantaggio per i gialloneri reduci dalla vittoria della Coppa Italia siciliana del campionato di Serie C1. Qui rischia qualcosa, ma alla fine riesce a recuperare il pallone con Lucchese che va via in velocità. Non sarà l'ultima volta delle sue falcate. Comandatore colpisce la traversa sull'uscita bassa di Giglio. Ancora però il CUS Palermo che attacca sempre con Lucchese che spinge. La palla poi messa sul secondo palo, ancora recuperata dal CUS, sempre con Lucchese che non riesce a trovare la porta da buona posizione. Ancora però il monologo da parte della formazione di Isgro che qui gestisce con Miranda, poi Guarino praticamente da centrocampo, conclusione alta non di molto, poi calcio d'angolo battuto da Dell'Aria e uno schema che libera Amici, ancora Dell'Aria che si porta a calciare, ancora si distende alla sua sinistra Giglio, 3M che finalmente si affaccia dalle parti della difesa cussina ed è subito pericolosa con Scalavino che riesce a battere Lo Piparo, ma la palla esce veramente di pochissimo. Poi Guglielmini verticalizza ma sbaglia e allora palla in attacco per Quinario che suola per Carlo Amici, respinge Giglio e poi c'è il fallo commesso dal 3M che prova a riaffacciarsi in avanti con questa azione a difesa schierata. Cutrone allora se la porta sul sinistro, cerca l'effetto sorpresa che trova seppur parzialmente, visto che Lo Piparo non è attentissimo. Dall'altra parte invece è più che attento Lucchese che calcia col sinistro. Giglio ancora una volta lo respinge, poi nel proseguo dell'azione sfuma tutto per il CUS che continua ad attaccare sui sviluppi di un calcio d'angolo e qui lo trova il gol. Vincenzo Lucchese 2-0, riesce finalmente a sbloccarsi il numero 4 del CUS Palermo. Ci ha provato per tutto il primo tempo e c'è anche riuscito, ma occhio qui a questa giocata, ancora la sua di Quinario per Amici che la piazza col sinistro, batte Giglio, il gol del 3-0, si sblocca anche Carlo Amici con una delle specialità della casa, il tiro di precisione eccezionale. Qui Giglio era riuscito a sfiorarla con la punta dei guantoni ma non è riuscito a mandarla fuori. Il monologo del CUS però prosegue con Lucchese, la palla per Quinario che cerca uno scarico, lo trova per Dell'Aria il quale si mangia il gol a porta vuota. Allora 3M che prova a punire, qui però c'è una brutta palla persa da Scalavino. Allora ennesima ripartenza con Carlo Amici che si presenta davanti a Giglio, palo pieno da parte dell'ex giocatore di Mabonat e Monreale tra le altre. Qui palla recuperata però da Calvaruso che si presenta davanti allo Piparo, lo ipnotizza il numero 12 del CUS Palermo che si riaffaccia in avanti con Baucina, palla per Miranda che cerca compagni, il cucchiaino va giù Comandatore, non va giù invece Baucina e il gol del 4-0 poker del CUS Palermo e torna a iscriversi al tabellino dei marcatori anche Antonio Baucina. Non semplice il suo girone di andata, cerca di rilanciarsi il numero 9 a disposizione di coach Isgro. Qui ancora CUS che ci riprova e ci vuole l'intervento di istinto con la mano aperta da parte di Gio per evitare il 5-0. Ripresa che si apre con il 3M che recupera subito un buon pallone. Scalavino però viene ancora fermato da Lo Piparo, poi torna a gestire i ritmi il pallone il CUS Palermo che ci riprova ancora con Baucina, gran giocata sullo stretto, poi cerca di librarsi, va a calciare, respinge Giglio ancora una volta, poi l'azione da parte di Lucchese che si porta sulla sinistra, la palla perfetta, secondo palo occupato alla perfezione da Mirko Guarino e la rete del 5-0, a segno anche il numero 7, esultanza per lui in favore di telecamera. Prova a scuotersi il 3M con questa giocata di Calò che trova anche lui il secondo palo attaccato perfettamente da Calvaruso e si sblocca il bomber del 3M, si sblocca soprattutto la squadra di Roberto Zapparata che qui attacca ancora con Finazzo, cerca di liberarsi, perde però il pallone, Miranda lo dribbla con grande eleganza, poi spara col sinistro in due tempi. Giglio riesce a rispedire al mittente la conclusione, poi ancora l'attacco del 3M con la palla per Calvaruso, il contatto con Lo Piparo è degno del calcio di rigore secondo il primo arbitro, anche un cartellino giallo per il portiere del CUS
Dal dischetto del tiro di rigore si presenta ancora una volta Calvaruso, bordata alta e centrale, 5-2, doppietta personale per il numero 27 che aumenta il suo score in classifica. Marcatori, ma direttamente dal calcio di ripresa delle operazioni, ancora un'azione d'attacco per il 3M che però perde palla nel duello con dell'area allora spinge il 3 contro 2, cerca la palla aperta dall'altra parte per Lucchese, ancora palo e poi conclusione fuori di Miranda. Cus che prova a riprendere il ritmo della partita con Lucchese, ancora Miranda, cerca la palla in mezzo, poi ritrova la palla, calcia con la punta destra, Giglio si oppone, si fa anche male, pallonata allo stomaco per lui, entra al suo posto Tripoli che viene subito battuto da Vincenzo Lucchese e il gol del 6-2, gol importante perché il Cus si era fatto rosicchiare 2 gol di vantaggio, ci pensa il numero 4 a firmare il +4 del Cus Palermo. Ancora Lucchese in giornata supersonica per lui, poi conclusione di Miranda che si perde di poco fuori, la pressione alta da parte del Cus porta alla palla recuperata, Guarino in mezzo per Alberto Miranda, doppietta per lui, 7-2, Miranda che va ad abbracciare giustamente Comandatore, gran giocata in pressing dell'under di coach Isgro. 3M che cerca di ripartire con Cutrone che qui dribbla proprio Comandatore, si presenta praticamente sul dischetto del tiro libero, bordata clamorosa che colpisce la traversa, pericolo scampato per il Cus che trova il gol ancora con Vincenzo Lucchese, tripletta personale, pallone portato a casa dal numero 4 del Cus Palermo che di fatto mette in ghiaccio la partita, riposo in panchina per Vincenzo Lucchese, ma in campo invece Baucina che salta un avversario davanti a Tripoli, bacia il palo interno e segna, nono gol per la squadra di casa, secondo per Antonio Baucina. Veniamo allora ai minuti finali di questa partita praticamente a senso unico con il 3M che cerca comunque di uscire dal campo a testa alta, qui Finazzo riceve da Molinaro, batte a Gray con un diagonale non fortissimo ma comunque preciso, si sblocca anche il numero 10 arrivato a dicembre alla corte di coach Zapparata che vede i suoi andare alla pressione, recuperare il pallone con Scalavino, limite dell'area, Scalavino di punta, a Gray vola e la mette sopra la traversa, a Gray che però si fa battere pochi secondi più tardi dal calcio di punizione vincente di Mario Molinaro, torna a segnare anche il centrale del 3M Palermo, ma di fatto la partita si chiude dopo anche qualche piccola incomprensione sulla ripresa del gioco, ultimi 4 secondi. Poi si attende solo la sirena finale, sirena che arriva e arrivano anche i 3 punti per il Cus Palermo che dopo il pareggio di Isola ritrova la vittoria e accorcia le distanze sull'Alcamo. Da Sportisili è tutto, alla prossima!